Ciao amici, oggi cominciamo una nuova rubrica che se un certo programma puoi cavare, ok? Perché tutti quanti siamo esperti su qualcosa, ma siamo cavare su tante altre cose, è vero? Cioè non è un'offesa, ma addirittura oserei dire che siamo più esperti su poche cose e più cavare su tutto il resto. Il problema è che forse pensiamo di essere esperti su tutto ogni giorno, ma insomma siamo cavare, che si può fare. Mi stesso te mi domandi fare un muro a secco o aggiustare un lavandin, so cavara completamente, che vuoi una persona esperta, uno che abbia studiato o che abbia praticato per tanti anni. Adesso il discorso è che magari che di software che senti nominare tipo Word, Excel, no? Queste cose qua che podria dare una grossa mano sul vostro lavoro. Mi parlo a elettricisti, idraulici, al negozietto, a piccola impresa, all'artigiano, ma anche a medie imprese, ma so anche a Dio dammi una sappa sui piedi, perché effettivamente mi faccio web application, è il mio lavoro, quindi scoraggio l'uso di Excel, soprattutto quando se vuoi andare a gestire un'azienda vera e propria, là che di strumenti migliori. Però anche per la vostra contabilità quotidiana di casa o della vostra piccola realtà lavorativa non si è mai approfittare del foglio di calcolo, ecco, neanche come si chiama Excel perché è nato da là ovviamente, però diciamo che adesso si chiama foglio di calcolo perché te puoi trovarlo anche in altre versioni fatte da altri produttori come l'OpenOffice per esempio. Quindi se te che l'Excel va buono, se te che l'OpenOffice va bene lo stesso, tanto i gabe ormai stesse funzionalità. Andiamo a vedere subito, andiamo a capire proprio per cavare, proprio se dei cavare dovremmo riuscire a fare un qualcosa con l'Excel. Cos'è che si fa con l'Excel? Si fa calcoli, si mette in riga una serie di dati, si tiene in memoria delle liste delle persone, delle entrate, uscite, un pochettino di contabilità aziendale, un qualche rubrichetta. Non stai esagerare, non stai cercare di fare come avevo già detto, una gestione aziendale completa, perché andè veramente verso l'oblio, perché un giorno che sei tu al PC che si rompe, che succede qualcosa, che vi perso tutto, quindi stai molto attenti su sta roba qua. Facciamo finta di aver installato Excel, quindi andiamo su Start Excel e lanciamo l'Excel. Adesso viene fuori sta schermata, niente se ne freghiamo di tutto quello che c'è, facciamo cartella di lavoro vuota. E voilà, qua abbiamo un nuovo file, una nuova cartella. Perché io dico cartella? Perché l'Excel è ogni documento che te salvi è come una cartellina con dentro dei fogli. Infatti qua sotto vediamo foglio 1 che c'è anche una più, ormai qui cellulari siamo abituati a schicciare più, vedete foglio 2 più, foglio 3, vedete se mi scrivo A sul foglio 1, scrivo BBB sul foglio 2 e scrivo CCC sul foglio 3, mi ritrovo dopo. Quindi immaginiamo un file di Excel come una cartellina con dentro tanti fogli. Questo ne dà una bella visione di cosa che è l'Excel. Allora, proviamo a leggere sta schermata per orientarsi un attimo. Qua sopra abbiamo il menu, ok? Cosa è il menu? Se andai in un ristorante, il menu contiene tutto quello che verrà da offrire il ristorante. Quindi tutto quello che è dentro il menu. Questo è poco da fare, lo trovo qua dentro. Okay. Fatalità in Excel ha fatto questa roba particolare che ogni voce del menu si modifica questa barra dei pulsantoni delle cose già preconfezionate, perché magari è comode, è quelle che si usa di più, tipo ne a home uso di più il fatto di stabilire che carattere che c'è, con che dimensione, con che colore e via dicendo. Sul layout da pagina dico l'orientamento verticale, orizzontale, bla bla bla, e capire, insomma, quindi ti dà già una serie di pulsanti veloci. L'unica roba differente è file. Se andiamo su file mi appare quella schermata che ho visto all'inizio, dove bisogna imparare un po' a leggere queste robe. Vedo che sono qua su home, andiamo su nuovo, posso creare un nuovo file, ho anche tutta una serie di template che seria cose già preconfezionate. Vi invito sempre a farvi per conto vostro, perché sennò perdi un attimo a dimestichezza se andai a usare cose già fatte. Apri per aprire nuovi file, informazioni, salva con nome, stampa questo foglio, esporta, pubblica, chiudi il foglio, butta via, distruggi. Con questa freccettina qua sopra torniamo di nuovo nel nostro file. Ok, qua addirittura se mi fuori di tratteggi mi sta a indicare il foglio di stampa, perché sono andato che a parte di A
e tornando indietro io ti fa anche questo favore che ti dice queste robe qua. Vabbè, quindi abbiamo capito che ogni voce del menu mi dà tutta una serie di pulsanti rapidi da raggiungere. Qua sotto ho la possibilità col pulsante salva di salvare, con questo pulsante di tornare indietro se ho fatto un errore, ma per il momento insomma se ne freghiamo. Qua sotto che abbiamo già visto che potevo avere tanti fogli dentro sta cartellina, da sta parte di qua abbiamo le barre di scorrimento e via dicendo, e tante altre robe tipo il zoom, basta fare CTRL rotellina, te vedi, oppure andando in basso a destra qua abbiamo sto zoom che aspetta che qua ho i controlli del mio aggeggio, eccolo qua. Vabbè, lasciamo stare sta roba, non stiamo troppo a focalizzare su sta robe qua, se no ne viene solo che mal di testa. Devi capire che l'informatica ha una peculiarità: quando una roba ti serve te impari, ma non ha senso di imparare il mondo, capito, di tutto quanto, perché vi impegni a testa, andare a un certo punto in saturazione e perdi anche la voglia di fare. Quello che non interessa niente se fare qualcosa qua dentro. Avevamo un Excel, abbiamo aperto, abbiamo creato 3 fogli, adesso butto via sta roba, canc, vado sul foglio 3 canc, via. Non mi interessa se lavorare subito in Excel. Ok, come già ho fatto è a parte centrale d'Excel, se tipo battaglia navale, se vedi, no? Se lettere sopra, i numeri sulle righe, e se clicco sulla lettera seleziono intere colonne, se clicco sulle righe seleziono intere righe. Dopo se clicco e trascino seleziono gruppi di colonne, ok? Se clicco e trascino sulle righe seleziono gruppi di righe. Vogliamo farla ancora più figa? Premendo il tasto CTRL, clicco e trascino, clicco e trascino, clicco e trascino, posso selezionare anche gruppi distinti di colonne, oppure ovviamente col CTRL sempre attaccato, gruppi distinti di righe. Questo qua era già sessionato, quindi viene già fuori. Vabbè, chi se ne frega, cosa vuol dire sessionare? Boh. L'importante è sapere che avevamo ste celle, sti quadratini, immagina proprio un foglio a quadretti, che però sono magici sti quadratini, perché intanto riesco a identificarli con una lettera e un numero come la battaglia navale. Vedete, B2, è scritto anche qua, E4, mi metto in un posto qualsiasi, T32, il mio scrive qua perché sennò sono un casino in cerca della colonna T, e dopo di andare a vedere qua che sia riga 31, 32, il teo che ora un fiantino di grigetto scuro, però te lo lesi più facilmente là. Vabbè, cosa faccio con sti quadratini? Posso scrivere dentro, track, faccio invio, ho scritto dentro, vedete, la posso anche allargare le colonne, incredibile, ok? Quindi posso inserire dei dati, si dice data entry, cioè inserire dei dati dentro. E ora, qual è il nostro scopo? Cioè, cosa che a fare con queste celle? Vi immaginate quando che so che a scala 40, ora ti dice che sei Giorgio, che sei Roberta e che sei Luca, no? Quando che ti scrivi su un foglio, te fai come delle colonne, no? E ora Giorgio che ha 12 punti, Roberta 40, Luca 34, via dicendo, sua partita dopo, se così, anzi in una partita ognuno dopo vinse, magari qua che ha vinto, ops, la partita vinse, quindi qua fermo meno, qua che ha vinto Roberta, st'altro che ha fatto 12 e via dicendo. No, ne fermo di solito queste cose qua quando che giochiamo a scala 40, mettiamo chi che ha vinto e i punti di quando che chi che ha perso, che conti e carte in mano in sostanza. Questo è il gioco che si fa in Excel, quindi si crea un'intestazione e una serie di dati sotto, per esempio. Se puoi fare in 10.000 modi, te puoi inventarti in orizzontale, in verticale, in tutti i modi, anche a dire qua Giorgio, Roberta e via dicendo. Posso anche farlo in questo modo così e fare che ha vinto Giorgio e Roberta che ha fatto 34 punti, Giorgio che ha fatto 12 punti, ho vinto Roberta e via dicendo. Posso organizzarmi questo foglio di lavoro come che voglio. Chiaro che usare il sistema tabellare è meglio roba. Facciamo un esempio banale. Diciamo che i mesi, faccio che mi premo qua il tasto tab, vendite, i costi affrontai e i profitti. Premendo il tasto tab mi sposto avanti della cella a destra, perché Excel mi dà una mano e dice ok, ti decido costruire una tabella, mio so già, è furbo Excel. Infatti se faccio invio, guarda ciò, si è messo sotto i mesi,
e già capito che siamo di fare inserimento dati. Vabbè, e ora mi dico gennaio, e qua go vendite, go vendo 200 euro, go 180 euro dei costi, e i profitti potrei dire che se sta i 20 ovviamente. Ho fatto invio, se ha messo sotto che altra parte, qua vado a scrivere febbraio, e avanti così, e cominciamo a fare i mussi qua, no? Perché cominciamo a scrivere come i scimmie e tutti i dati in sta maniera qua. E ora, tanto cerchiamo di capire che l'Excel è predisposto a tutte queste cose qua che siamo di inserire, quindi ne dà tutta una serie di agevolazioni. Vi faccio vedere, mica ho scritto gennaio, perché vado a scrivere febbraio, marzo, aprile, maggio, cioè c'è tutta tendinite che mi si avvicina, non da esistere sta roba. Guardate, c'è un quadratino in corrispondenza della selezione di gennaio. Se mi metto solo a sto quadratino, il cursore, vedi, cambia, diventa una più nera, e a clicco e a trascino, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, track, ma non posso credere, cioè questo è il lavoro che mi ha fatto io, ok? Vendite e costi per forza mi devo metterle, perché io non so cosa che mi ho fatto. Costa questo, qua ho speso, ho ciappato 200, mega costa 150 e via dicendo. Qua i profitti, veniamo al dunque, perché impariamo subito cosa che è l'Excel. Vi ricordate che qua bisogna giocare, capire subito come funziona. La potenza di Excel te calcola lui e robe. Se no, se mi va a scrivere 20, perché in testa ho da calcolare che 300 meno 100 fa 200 e avanti così, intanto posso sbagliare a scrivere, perché magari sbaglio in testa il calcolo, scrivo 2,20, 2,10 e quindi non va bene. Tutto quello che è calcolo, formule, matematiche, funzioni e via dicendo, gada a fare l'Excel. Vabbè, e ora, come c'è che si fa? C'è da dire uguale, quando che ti cominci con uguale, Excel ha detto, oh, fermo là, mi sveglio, ditesi di fammi fare un calcolo o qualcosa. Sì, amore mio, guarda, so io dirti che, guarda che proprio vado sopra la cella, clicco il 200 e io mi ha sessione in blu e mi ha scritto, uguale C3, cosa che da fare con questa C3? Te mi fai meno i costi, tac, e a D3. E mi correrà anche in una maniera diversa, quindi anche per fate capire che questa selezione in blu, questa selezione in rosso, e io devo fare la differenza tra C3 e D3. Andiamo che invio, guarda che mi ho già fatto da io. Quindi se mi torno su sta colonna vedo che a formula se C3 meno D3 e il risultato è 20. Quindi ti mi dici, ma ora mi devo andare qua a fare uguale C4 meno, clicco su D4 e faccio invio. Sì, per carità, te puoi farlo se te sei un somaro. Cosa che abbiamo detto? Abbiamo detto che non ti è da ripetere le stesse robe. Anche qua, seconda formula, io uso furbo, capisco che sta formula sta su sta riga, tocco il quadratino nero qua in basso, clicco e trascino, mollo e io mi gasà portare avanti la formula anche sulle righe successive, quindi se qua era C3 meno D3, qua io ho capito di fare C4 meno D4, qua ho capito di fare C5 meno D5. Quindi, guarda, a potenza, che ho capito a potenza che ha Excel, che è incredibile. Adesso qua mettiamo un po' di dati a caso. Ok, mettiamo anche robe strane in modo che succeda anche eventi particolari. Guarda, c'è una buona scheda dei costi, povero. Tac. Ancora una volta clicco su una cella qua formula, vado sul quadratino, clicco e trascino e io mi riproduce la formula per tutte le altre volte. Incredibile. Allora vedo che se sta dei mesi che i profitti sono in positivo, dei mesi che sono in negativo, soprattutto qua che ho venduto 7 euro di roba e che ho avuto costi per 5.000 euro. Non so, sarà state tasse forse. Porca miseria. Beh, se abbiamo già fatto un'idea, no, di cosa che è questo Excel. Adesso mi interessa fare per esempio dei totali. Se mettiamo qua, totali, potevi mettere qua sopra, potevi mettere 10 righe sotto, non ha nessuna importanza. Allora, cosa dovrissimo fare qua? Dovrissimo fare uguale a questo più questo e avanti così. No, cioè non è possibile che mi abbia a fare un lavoro del genere.
mi fa venire mal de panza. Io mi corre tutti in modi diversi, per carità, sei gentilissimo, ma se dovessi avere 100 righe, cosa mi metto a fare sto lavoro? No, difatti da queste equazioni si può passare direttamente alle formule. Esiste una serie di formule matematiche, scientifiche, finanziarie che possiamo scrivere dopo l'uguale e io già capisco che vado a fare qualcosa. Per esempio, guarda che roba strana, somma, è una formula che apro la parentesi, io dice vabbè dammi i numeri che te vuoi sommare, beh se mi dicessi va sommami 10 punto e virgola 20 e io dice va avanti, famo anche un altri 10, vabbè, e io te vedi che sempre i puntini e sto num 1, num 2, num 3, num 4 andare avanti all'infinito, mi chiudo la parentesi, 10 più 20 più 10 mi dà 40. Vabbè, ho capito come funziona sta somma, ma come faccio a fare sta somma qua? E ora basta che te fassi somma. Io dice primo numero costa voi, ma guarda, mi avesse dato un numero, mi clicco all'inizio di questo, tiro su, te dago tutto un range di celle. Ah, ti dici che da C3 a C14 devo sommarle tutte? Sì, guarda, faccio già invio. Oh, grazie. Quindi te hai fatto somma tra C3 e C14. Geniale. Adesso ho avuto dirmi che vado a mettermi qua a scrivere uguale somma, no, ho appena capito che robe sommare non dovevo farle. Invece sempre sto magico quadratino, se io sa che vado a fare a somma di sta sfilza qua, se trascino il quadratino di qua saprà che vado a farmi a somma di sta colonna qua. Proviamo, tac tac e voilà, e ga aggiornare anche i totali. Come profitti siamo andati a Ramengo sto anno, sai ragazzi? Mi dispiace tanto. Ok, fatto questo, vi altri già vi appunto capito la potenza di Excel. Posso anche mettermi qua su sta riga, fare il tasto destro, elimina. Ah, una roba che non avevo detto. Quando che non sapevi cosa fare, che si in panico, dice ma c'hanno mi torna informazione che non mi ricordo più, guardami a vedere il video. Vi altri fasi tasto destro in qualsiasi posto che vi trovate e vi salve a vita, perché il tasto destro vi offre un menu dove te puoi tagliare, incollare, eliminare, inserire, cancellare, filtrare, ordinare, fare il disastro su tutto. Quindi su qua sì, qua insomma, quindi questo menu qua, se mi vado solo qua faccio tasto destro qua, vedo che è diverso. Faccio tasto destro sul menu, è diverso anche questo, o su un'altra roba è ancora più diverso. Quindi il tasto destro se aiuto mamma, non mi ricordo più come che si fa certe robe, per cavallo via esc. Ok, capio sto meccanismo che con l'uguale te poi sia fare dei calcoli usando la battaglia navale, quindi è cella meno cella più cella diviso cella fratto cella, sia te puoi usare delle formule matematiche, basta, l'ate che capio tutto, perché ora mi sta roba qua posso chiamarla contabilità 2022 e questo qua lo chiamerò contabilità 2023, capito? Quindi posso crearmi delle contabilità dei anni successivi e posso anche aggiungere tante altre colonne qua, oltre che vendite, costi e profitti posso fare anche spese particolari, incassi di altri tipi e via dicendo. Quindi mi immaginai a potenza che può avere sta roba. Ne serve da salvare adesso assolutamente questo file, perché ogni volta che lavoriamo meglio salvare, se no rischiamo di perdere tutto se tu a luce o cose così. Abituevi a salvare. Come si salva? Si fa Shift sulla tastiera, F12. Meglio abituarsi a usare i tasti rapidi invece di dover andare su sto simbolo qua, perché vuol dire muovere il mouse, a cliccare, bisogna fare un sacco di roba. Invece con F12 a tastiera io dice vabbè, il nome del file mi facciamo cartella 1, perché sappiamo che Excel considera come dei cartelline, no? Cartella 1, vabbè, e mi facciamo invece contabilità della mia azienda. Dovete salvo su documenti? Sì, di solito sì, però salvami sul desktop per il momento, no? Salva. Cartella 1 potrebbe contenere cartella, vabbè, cosa me ne frega sta roba? Sì, ok. E butto via tutto quanto. Eccolo qua. Contabilità. Se riclicco sopra, faccio un doppio clic, mi ritrovo contabilità 2023-2022.
come che avevo detto, mi raccomando, se sto file mi butto via, magari posso anche andarlo a recuperare il cestino, però se mi desmente che ho perso il cestino se svoda ho perso completamente. Quindi se vuoi lavorare in Excel, stai attenti a salvarvi almeno su una pen drive, no? Su una pennetta USB, salvarvi una copia di quello che si dio fare quel giorno là, o che vi modifica quel file, ve lo duplica sempre in una pen drive, cioè mi modifico quello sul locale e salvo una copia sulla pen drive sostituendo a quella che sa. Meglio ancora se faccio nella pen drive tante cartelle per i vari giorni che va avanti, in modo da avere anche delle versioni precedenti. Insomma, è roba un po' dopo si complica, è per quello che esiste figure come la mia che fa i web application, per cui non c'è più da pensare a tutte queste robe qua, perché è un'applicazione online protetta da password e sia super sicura, e l'altra che è tutta la tua contabilità. Però dai, siamo piccole realtà, vogliamo lavorare in autonomia e quindi che abbiamo capito come che si fa ste robe. Vi mostro giusto un altro paro di robe, se no dopo la lezione mi diventa pesante, ma abbiamo visto che queste vendite, costi e profitti e tutte robe che riguarda gli euro, savi che potremmo selezionare tutte queste tre colonne e formattarle. Significa andare qua e dire varase una valuta sta qua. Ah, che gentile, io mi ha scritto euro dappertutto, qua mi ha scritto tutte queste robe perché ho poco spazio sulla colonna. Eccola qua, ho allargata e ora mi ha messo bene. Vedi che insomma, se mi mette anche il simbolo dell'euro, mi mette anche i decimali, diventa un po' più carina la questione per quanto mi riguarda. Dopo te numeri, valute, contabilità, date, ore, percentuali, te vari formati con cui formattare appunto i dati. Salviamo sempre sta roba qua, sì. Eccomi, qua mi dà questo messaggio qua, potrebbe avere perché mi assestare di fare in un altro formato che se cavo mi da programmatore. Vediamo ultime cose. Quando che dovremo generare queste liste dei dati che banali, a me per esempio mi interesseria di fare, non so, 1, 2, 3, 4, 5, non so, faccio una lista dei prodotti, dei eventi, di qualsiasi roba. Invece di dover scrivere sempre tutte queste cose in lista, te puoi fare 1, 2, ok? Cioè che dico qualche differenza del salto della quaglia tra 1 e 2, li seleziono entrambi, prendo il quadratino, va così 3, 4, 5, 6, vedete come che io mi fai robe. Ancora una volta lunedì, se mi ciapo qua seleziono, martedì mi fa tutti i giorni della settimana. Abbiamo già visto i mesi che mi fa il stesso. Ecco, posso anche fare cose strane tipo gennaio 2022, ok? Ora io già pensate formattarlo in quel modo là, e se mi clicco e trascino un quadratino, io mi fa i mesi dell'anno in quel modo là. Posso dire che ho 8 2.00 e 8 2.30, ho gli orari, seleziono entrambe, vado avanti col quadratino e io mi fa tutti i salti di mezz'ora. Ecco, se avessi fatto di un quarto d'ora, io si ricorda tutto, perché capisce che con quei 2 punti so io creare un orario, e quindi io mi fa tutti questi giochi qua, vedete, mi ha fatto i salti di un quarto d'ora. Quindi provate a immaginare che fasi agende, calendari, contabilità, liste di personale, liste di prodotti, stock di magazzino, cioè possibilità infinite. Mi fermo qua, spero di esservi stato utile intanto per capire al volo cosa che è l'Excel, come che si usa, quali che sono le sue potenzialità. Se voi che approfondiamo sta roba qua e andiamo ancora più sul figo, perché vorrei immaginare su tutta sta roba qua cosa che non può essere che dentro qua può essere il disastro qua dentro, perché quello che si può fare, cioè faccio vedere una roba stupida proprio. Ciapo qua, seleziono tutta sta tabella che ho creato i dati, e qua mi fa dei grafici consigliati, ma fammi questo qua mi serve quello a linee, via. Ecco qua, io mi ha creato un grafico, sembra incredibile, dove che mi ha messo ne ha la scissa gennaio, febbraio, marzo, casa capito che quella è la prima colonna, e nelle ordinate ha messo le quantità in euro.
E quindi l'arancione se i costi, guarda, cioè, mi ha già fatto la leggenda, e veditesi in blu i costi in arancione, i profitti in grigio. Cioè, ma cioè, lasciamo stare ragazzi, non è storia, qua anche posso modificare anche i stili dei grafici una volta che ne ho fatto uno, cioè è incredibile ragazzi. Quindi buttiamo adesso via sto grafico. Okay. Quindi se hai bisogno di approfondire, approfondiamo più che volentieri queste cose qua d'Excel. Clicca qua sotto per iscriverti al mio canale, metti a campanella per attivare le notifiche, e se vuoi offrire un spritz, che è il link qua sotto. Grazie tante ragazzi, ciao ciao.